Buonasera, buonasera a tutti. Possiamo cominciare questa splendida serata veneziana. Sono Franco Ferrari dell'Ateneo Veneto, delegato dalla Presidente Magaraggia, che come al solito si scusa, ma sarebbe felicissima di portare i suoi auguri, diciamo così, più sentiti al maestro Lodovico De Luigi. Io conosco vagamente questa famiglia, li frequento soltanto dal 1968, forse anche prima, dal Teatro di Ca' Foscari, però frequentavo soprattutto Gianni, il qui presente Gianni De Luigi che vedete al centro. Lodovico lo vedevo a un'altra generazione a cui, diciamo così, faccio subito gli auguri perché sapete che stasera celebriamo i suoi 89-90 anni, siamo in un momento di passaggio. Grazie per questo splendido applauso che sento molto sentito, cordiale, non era stato preparato e quindi da questo punto di vista è proprio spontaneo. Io vorrei dire due parole, ma mi hanno detto di tagliare il più possibile perché vedete che i relatori sono già tre, forse poi ci saranno altri interventi, quindi sarà già una serata molto, molto ricca di interventi. Mi piaceva ricordare Lodovico De Luigi con questa espressione, le 3 V di Lodovico, cioè vedutista, veneziano, visionario. Mi pare che questo possa comprendere, io ovviamente più di tanto di storia dell'arte non me ne intendo, ma con queste 3 V mi pare che possa fare un grande saluto e un grande augurio al grande Lodovico De Luigi. Grazie. Ben sintetico. Cercherò di essere breve, però è uno scritto di mio fratello Lodovico del 1975 e io trovo che spiega molto del suo progettare l'arte e poi verso la fine vedrete anche delle altre immagini. Spiegare la propria pittura con parole mi dà una sensazione di fastidio e di incertezza, sia perché uso un linguaggio diverso dalle forme, sia per spiegare o indagare sull'origine del proprio creare e pur sempre indagare su realtà misteriose che si sono rivelate solo in parte anche a noi artisti e solo quella parte è divenuta opera. Le radici del proprio creare rimangono misteriose ed è giusto così. Infatti, se la genesi di un'opera d'arte fosse interamente nota all'artista, la linfa vitale della sua stessa possibilità di creare si inaridirebbe. Dal mio precedente disfarsi fatiscente dell'architettura di Venezia in una visione di distruzione e morte, mi è nata questa nuova istanza di creare dei progetti. Creare e non fare dei progetti. In vero, più che progetti realizzabili, sono progetti di confronto creativo delle strutture architettoniche della mia città con ambienti naturali e con ambienti industriali che mostrano le forme più affascinanti del design. Ci si potrebbe chiedere qual è il valore artistico di questi progetti e se mai ci possa essere un messaggio come c'era nella mia precedente pittura. Ricordo una mia prima Venice Export ad olio, il ponte di Rialto in un canyon a Trieste nel 69, a Palazzo Costanzi, un po' distaccata dal resto dell'Apocalisse. È divenuta per me istanza creativa, l'esigenza
di dare forma a certe mie sollecitazioni interne. Esse mi fanno vivere l'architettura di Venezia e non solo, in ambienti naturali, sostanzialmente diversi, ambienti ove vissi e meditai durante la mia parentesi americana, dapprima nel 59-60, poi nel 67-71. Certi valori analoghi mi vennero alla luce fra la natura che di sempre è la mia Venezia monumentale, concepita da tutta una civiltà come messaggio per sempre. Un ponte di Venezia nel Gran Canyon a quale immagine darebbe vita, ha un significato o ad una funzione. Queste immagini parlano un linguaggio diverso, creare un momento di coerenza strutturale diverso, suggestivo, propositivo. Creare per me è attuare questi progetti, che non sono immagini oniriche, allucinazioni sconnesse, bensì invenzioni ambientali, scelte coscientemente tra le immagini del quotidiano reale a tutti note. Infatti i pieghevoli del Grand Canyon e di Venezia sono reclamizzati uno accanto all'altro in una qualsiasi agenzia di viaggi di tutto il mondo. Quotidianamente tutti fruiamo dell'immagine di una chiesa o di una ciminiera. La scelta dei miei progetti che mostrano l'architettura della mia città violentata da strutture industriali è nata dall'incanto che ho provato per le strutture architettoniche legate al messaggio del monumentale, di quello che deve rimanere nel tempo per la struttura industriale poi, che nasce dalla pura funzione di oggi, in questo momento che non vuole rinascere e dare un messaggio del tempo, ma solo un mezzo per l'espansione del progresso. Possono coesistere civiltà e progresso? Queste mie visioni di coesistenza sono possibili? Non intendo dare una risposta con le mie opere e progetto. Non intendo risolvere, non ho una verità istantanea in tasca. Queste immagini, nate da me, così come sono, hanno risposto alle mie istanze creative. Possono essere e sono tanti messaggi possibili, invenzioni e soluzioni a cui non spetta però a me dare una risposta. Ludovico De Luigi. Allora, aggiungo un critico francese, secondo me del 1976, ha scritto qualcosa che è una specie di iperbole, ma che però si avvicina al mio fratello e al suo sentimento di se stesso. Immaginate l'incontro di Tintoretto e Jules Verne. Avrete Ludovico De Luigi. Ripeto, immaginate l'incontro tra Tintoretto e Verne, in italiano. Avrete Ludovico De Luigi, pittore veneziano, nella seconda metà del XX secolo. Quindi è un Tintoretto di adesso. Adesso vedete i disegni di Ludovico che io ho e sono preziosissimi per me perché sono i suoi appunti, quaderni che ha tenuto mia madre, che io ho ereditato a dispetto dei miei fratelli perché me li tengo molto stretti. E sono molto importanti perché notate come lui arrivi al computer, alle immagini quasi fotografiche, il resto però lui ha una qualità, lo studio attentissimo dei nostri grandi del passato, dei grandissimi del passato, ma con quel segno che mio padre diceva che non esisteva un segno così se non appunto negli appunti del Canaletto o del Guardi. Se li vedete, notateli bene, adesso io non li vedo perché sono fotografati direttamente con questo mezzo fantastico che è il cellulare, ma danno l'idea esatta di che mano
a Lodovico quando prende i suoi appunti, tuttora disegna, e con questa maestria è riuscito a mettere insieme proprio questa qualità, quella di agire su un piano che va sempre oltre, che passa attraverso il tempo. Dopo questi disegni, Valerio, si può andare più veloci? No, va bene così. Comunque guardateli, è che non voglio sottrarre tempo a questo professore Giovanni. Quello che voglio dire, per me... Si stanno già ripetendo, ecco. Allora, invece, vorrei arrivare, Valerio, alle teste di Fellini. Arrivano. Ecco, sono già apparse. Ecco, voi avete visto la testa dell'inizio del film di Federico Fellini. Questo perché voglio puntualizzare che Fellini ha riconosciuto a Lodovico quello che purtroppo questa città non riconosce, secondo me, perché è difficile da capire fino a che punto è arrivato. Che cosa ha riconosciuto? La parte onirica e lo sviluppo che Lodovico dà a questa sua idea tra America, tra New York e Venezia, attraverso la Statua della Libertà. Che cosa fa Fellini? Avete visto la testa grande con il testo di Zanzotto Andrea nel film di Federico Fellini. Fellini ha visto questa testa e ha detto: questa è Venezia, e io invento un rito della città che è questa testa che dovrebbe riemergere durante il carnevale con il Doge, e invece va a fondi, come dice a Venezia, a fondi. Lodovico ha dato questa immagine e secondo me è un uomo più che profeta del disastro apocalittico, è una critica costante. Sono felice di festeggiare i suoi 89-90 anni, proprio perché rimane un allarme continuo che si sviluppa comunque con queste immagini, che rimangono immagini, come dice lui, rimangono lì le idee, però stiamo attenti. Ho finito. Grazie. Grazie Rollo. Grazie Rollo. Dopodiché c'è Ivan. Ivan? Ok. Bene, forse avrete intuito, ma comprendendo anche Claudio Ambrosini in famiglia, io sono Giovanni Bianchi, ma in realtà sono figlio di Caterina De Luigi, quindi per me Ludovico è lo zio e anche Gianni, quindi io adesso mi confronterò con, diciamo, la mia famiglia e la generazione che diciamo, mi ha seguito. Ecco, io ho preparato una sorta di breve presentazione della storia artistica di Ludovico, perché stando in famiglia c'è sempre questa situazione in cui io conosco gli zii, no? Conosco il nonno, eccetera, come persone, però dopo magari è difficile staccarsi da questo e studiarli, analizzarli come artisti, come personaggi. Ho dovuto fare anche questo sforzo, questo lavoro di distacco anche per affrontare la figura di Ludovico, che ho sempre chiaramente amato come nipote perché era veramente super generoso, ci faceva amare gli animali, andavamo da lui, tornavamo a casa con gabbiette, con uccellini, criceti, per la gioia della mamma, dopodiché queste cose qui, ma questo fa parte, diciamo, di aneddotica familiare. Allora, riprendendo la storia di Ludovico, partiamo subito dalla data di nascita, 11 novembre 1933. Ci troviamo oggi qui a festeggiare i suoi 89 anni che aprono chiaramente la strada ai 90 anni. Come abbiamo detto, Ludovico cresce in una famiglia di artisti. Questo bisogna subito sottolinearlo perché? Perché la formazione artistica di Ludovico, ed è questo mi è risultato molto interessante ripercorrere questo aspetto in particolare, non è una formazione accademica.
non studia all'accademia, non fa il liceo artistico, non ha un percorso, diciamo, tipico magari di un artista, ha il percorso tipico di un artista del Settecento o dei primi dell'Ottocento. Perché? Perché possiamo dire che va a studio, va presso la bottega di un grande artista, il padre, Mario De Luigi, che è il primo che gli dà una formazione di base e quindi lo prepara almeno, e nel bene o nel male, chiaramente, come si può dire, quando c'è un padre che ti fa da insegnante, dà un riferimento per il tuo inizio proprio di un percorso artistico, sappiamo come i padri hanno sempre un po' la tendenza a divorare i figli, riprendendo la figura di Saturno, però invece Mario De Luigi gli dà delle basi, gli dà questo tipo di formazione, quindi è una formazione presso un maestro, Mario De Luigi, dopodiché Ludovico inizia a fare quello che si faceva comunque una volta, che è una sorta di grand tour, perché molto giovane, ha praticamente 17 anni, già nel 1950 inizia a viaggiare, va a Torino, va a Roma, si trasferisce per un periodo in Francia, per un periodo negli Stati Uniti, e quindi fa una sorta di grand tour moderno. La formazione è quella tipica, cioè vuole andare a vedere le cose direttamente, e questa è una sua particolarità proprio nell'approccio all'arte. Le opere d'arte non vanno, diciamo, studiate attraverso immagini, eccetera, vanno viste, ma non viste soltanto, vanno studiate in profondità. Dico questo perché? Perché dopo aver visto, diciamo, durante i suoi viaggi, essere entrato in contatto direttamente con varie tendenze artistiche, vari artisti, fa una sorta di scelta. Innanzitutto sottolineiamo subito, e questo ancora oggi è così, Ludovico è curioso di tutto e la sua cultura è una cultura che si è costruito lui seguendo le sue curiosità, seguendo quello che a lui veramente interessa. Non ha fatto studi regolari particolari, non ha, come dicevo, fatto studi artistici, ma è un artista colto, sa tutto di tutto, ma sa tutto di tutto di quello che interessa in prima persona a lui. Nel 1959 lui è a Roma, si è trasferito a Roma. Si allontana da Venezia. Roma per la famiglia De Luigi è una città che ricorre e ritorna ancora adesso, quindi è una meta quasi che fa parte proprio di un itinerario familiare. Nel 1959, nella primavera, a Roma scopre Palazzo Corsini, la Galleria d'Arte Antica, e riscopre che cosa? Canaletto. L'aspetto interessante è proprio questo, nel senso che lui a Roma ha nostalgia di Venezia. Ci sono dei testi di Ludovico che dice che lui camminava lungo il Tevere, però comunque il suo pensiero era sempre Venezia, e Venezia sarà sempre il pensiero costante e dominante della ricerca artistica di Ludovico. A Palazzo Corsini vede i vedutisti, in particolare Canaletto, e inizia un altro approccio di carattere formativo all'arte. Non va solo a vedere i Canaletto, inizia a copiare i Canaletto e quindi inizia a studiare in profondità la tecnica, il modo di dipingere, per assimilare e definire un linguaggio artistico. Sono questi anni fondamentali, quindi tra il 59 e i primi anni 60, dove Ludovico definisce e acquisisce una tecnica sul campo, come si faceva una volta, copiando direttamente le opere di Canaletto. In questo modo lui definisce un linguaggio, assimila un linguaggio artistico che poi sfrutterà e utilizzerà nelle maniere più disparate, perché Ludovico chiaramente ha sperimentato tantissime possibilità tecniche. Ci sono dei temi comuni, ma la resa poi pittorica cambia nel tempo. Spero che funzioni. Ecco qui, sì, qui sono soltanto per sottolineare che Ludovico non fa soltanto Venezia, tra le prime opere c'è Roma, ma Roma con Trinità dei Monti, Centauri, Tiepolo, e quindi ancora una volta torna un riferimento a Venezia, ma è la città di Roma che incombe. E qui abbiamo una piazza Navona del 1964, dove emerge un altro aspetto, perché si è parlato tanto e torna molto spesso il paragone delle opere di Ludovico con il surrealismo, eccetera. Certamente ci può essere un aggancio, ma qui noi vediamo più uno spirito romantico, tarneriano da un certo punto di vista, di questa luce incredibile che coinvolge, sconvolge e cambia completamente la visione e ci avvolge completamente. Quindi quello che volevo dire, Ludovico studia Canaletto, ma conosce perfettamente tutta la storia dell'arte, sia
antica che poi è anche legata al contemporaneo. Questa è una salute del 1960, quindi tra le primissime opere, e abbiamo anche qui queste visioni quasi un po' fantasma di una trasfigurazione della città che caratterizzeranno poi il suo percorso artistico. Arriva a Venezia, ritorna nei primi anni 60, qui abbiamo una pietrificazione, quindi noi abbiamo una visione di Venezia, come si diceva, apocalittica, eccetera, però non è soltanto questa, è una visione comunque legata a Venezia, cercando di vedere che cosa potrebbe essere a Venezia un domani. Alcune cose sono state, diciamo, ben, vedremo anche, si sono proprio realizzate da un certo punto di vista, altre speriamo di non vederle, però insomma questa idea della pietrificazione di Venezia fa parte proprio un po' anche del suo retaggio, anche questo romantico. Io prima ho parlato di Turner, però Ludovico poi conosce chiaramente anche perfettamente la letteratura, ama profondamente Byron, che si è occupato di Venezia in più occasioni, ama Ruskin, le pietre di Venezia, in un certo senso anche qui vengono rappresentate le pietre di Venezia. Dobbiamo ricordare che già nel 67 Ludovico poi si inizia anche nel 1966 inizia la sua attività espositiva, anzi scusatemi, nel 65, e espone in due gallerie molto importanti in quegli anni a Venezia. Una è la Galleria Il Canale, dove tiene la prima sua mostra personale ed era gestita da Aldo Della Vedova, e nel 66 invece tiene la sua mostra personale alla Galleria Il Traghetto, gestita da Gianni De Marco. Quindi abbiamo due gallerie storiche veneziane che si occupano e danno spazio a questo giovane artista che presentava questa particolare ricerca legata a Venezia. Già nel 67 poi Ludovico espone anche negli Stati Uniti alla Drake Gallery di Chicago e inizia anche ad avere un riconoscimento e un'apertura a livello internazionale. Ma proprio per quanto riguarda anche l'inserimento di Ludovico nel mondo dell'arte a Venezia, dobbiamo ricordare che l'incontro fondamentale è stato nel 1968, è stato l'incontro con Luciano Ravagnan. Luciano Ravagnan aveva da pochissimo aperto la sua galleria nel 67 in Piazza San Marco, sono tutti e due giovani, lui è un giovane gallerista, Ludovico è un giovane artista, Ravagnan lo incontra, il rapporto è un rapporto che dura fino al 2021, l'anno scorso quando Luciano è scomparso, è un rapporto profondissimo, un legame strettissimo, e come tutti i legami profondi e stretti è fatto di momenti di comprensione, momenti di confronto, momenti di allontanamento, di riavvicinamento, ma tant'è che i legami forti sono così, e quindi diciamo questo legame con Luciano Ravagnan è un legame che segna tutto il percorso artistico di Ludovico, e grazie anche a Luciano Ravagnan che lo supporta e lo propone anche Ludovico inizia ad esporre in tutto il mondo di fatto, perché se noi andiamo a vedere espone a New York, a Monaco, a Colonia, a Berlino, dopodiché anche nella città del Messico, in Brasile, a Parigi, a Monte Carlo. Ludovico espone dappertutto, è conosciuto tantissimo all'estero, è conosciuto moltissimo e apprezzato. Quali sono le definizioni dei suoi linguaggi? La città di Venezia, l'abbiamo detto, vortici con manti religiose, e qui emerge un'altra delle passioni, perché Ludovico conosce perfettamente la storia dell'arte, la letteratura, ma ha una passione che è l'entomologia. Lui conosce tutto, e io quando ero piccolo a volte, come si dice, mi spaventavo a volte perché aveva anche una collezione di farfalle, insetti, eccetera, perché è un mondo che lo affascinava ed è un mondo che lui ha sempre, diciamo, poi inserito nelle sue visioni di Venezia. Questa è la Piazza San Marco, con questo vortice ancora una volta un po' quasi tarneriano, in una dimensione onirica, apocalittica, ed è invaso dalle mantidi religiose. Quindi abbiamo queste presenze che distruggono in un certo senso la città o abitano la città. Il tempo cosmico. Scusa se sì. interrompo. A che ora vengono a prenderlo? Credo che sia un segnale, devo darmi da fare. Ok, perfetto, ottimo.
Qui abbiamo un quadro importantissimo che si trova presso la Peggy Guggenheim Collection, no? E quindi noi abbiamo la piazza di San Marco, il Colleoni che è quasi questo Apollo che appare sopra il Parnaso, e sotto ci sono i Papileo Macaon che sono le farfalle. Per dirvi come questa è opera del 1970, nel 1972 il Massive Moving Project in piazza San Marco aveva organizzato una manifestazione dove sarebbero state liberate 10.000 farfalle. Non posso non pensare che questa idea che questo gruppo belga ha poi messo in pratica con un esito non del tutto felice non potesse avere un precedente almeno visivo o immaginifico in un'opera come questa di Ludovico. Dopodiché non devo fare in fretta, adesso mi fai tornare indietro, io già acceleravo tipo. Scusami, anzi, io apprezzo molto di più, sta apprezzando, io lo so, Lollo sta apprezzando moltissimo quello che dici, è importante questa sua scrittura, sì, perché questa è l'immagine che poi prenderà come spunto Claudio. Era solo per questo. Non lo sapevo, siamo sempre in famiglia. Bene, allora abbiamo un passaggio diretto. Una vita così esplosiva che è importante. Allora, altri elementi. 1973, Yashica Venice, macchina fotografica giapponese, chiaramente qui è uno sguardo alla possibile massificazione del turismo a Venezia. Siamo nel 73, ancora in questi anni non avevamo un turismo di massa di questi, diciamo, di questo livello come abbiamo oggi. Possiamo dire che Ludovico anche in questo ci ha visto bene, nel senso che ormai veramente la città tra un po' sarà distrutta da questi turisti che si trasformano nelle mantidi religiose quasi, e trasformare la veduta di Palazzo Ducale in una macchina fotografica era proprio inquadrare questa possibilità. 1974, cornici del quadro del Bellini, della Pala dei Frari, sostituite invece con immagini che ci riportano inevitabilmente anche alcune visioni pop che rientrano nella poetica di Ludovico. Abbiamo questa, Miracolo di San Marco, la Pala d'Oro, dove abbiamo un omaggio a Balla, la ragazza che corre sul balcone, o al nudo che scende le scale di Duchamp, all'idea comunque di un futurismo rivisitato da un certo punto di vista con un calzino, e anche questa è un'immagine tipicamente pop. Mercificazione della città, erotismo della città, la serie della Pala d'Oro, dove vediamo questo bellissimo sedere che va a riempire completamente questa cornice. Anche qui, secondo me, con un turismo di un certo tipo andrebbe perfettamente questa visione. Scusate se mi espongo. Sebastian Cola, rientriamo sempre in questa visione, e anche un recupero poi dell'arte del passato, Bronzino che diventa Lady Coke, no? 74-2000, un omaggio a David. David si toglie, esce dalla sua stanza isolata e viaggia nel bacino San Marco in questa, come si può dire, fantomatica barca di fortuna che è appunto la sua vasca. Si parlava, e ha parlato Gianni, del rapporto con l'arte di Venezia, rivisitata, eccetera. Ecco, io queste opere qui le ho sempre amate, mi sono piaciute sempre tantissimo. 1972 recupera, rivisita la crocifissione del Tintoretto a San Rocco e al posto di Cristo mette Superman. Anche qui niente di più attuale, perché, come si può dire, ormai con tutti i film della Marvel, eccetera, che rappresentano i supereroi, che sono le nuove divinità, anche in questo abbiamo una riproposizione. Siamo nel 1972. Anche quel fotografo, la Chapelle, Prochelle, la Chapelle. Porcelle, no, scusate, vabbè. Andiamo avanti. San Giorgio il Drago, Carpaccio, dove San Giorgio non è più a cavallo ma sta cavalcando una moto. Anche qui è una rivisitazione, e torneremo dopo a questo discorso, perché Enzo Di Martino presenta Ludovico dicendo che è un viaggiatore dell'arte, che percorre, ha un percorso oscillante con il passato, con il ritorno, e lui continua a mettere sempre assieme il passato, il presente e il futuro, ed è questa un'opera proprio come questa, proprio è tipicamente esemplare anche di questa oscillazione. San Cristoforo abbiamo recuperato da San Vincenzo Ferrer del Bellini, abbiamo un San Cristoforo, diciamo, del passato e un San Cristoforo del futuro, e dietro abbiamo una Venezia industriale.
Negli anni '80 si rilancia a Venezia il Carnevale, è uno dei temi che torna ad essere frequentato spesso da Ludovico, e lo sarà anche per molto molto tempo, è proprio il tema del Carnevale, attraverso però i Pulcinella di Domenico Tiepolo. I progetti, ma volevo arrivare a questo, 1976, questa è una stampa, però ci porta benissimo in questo mondo industriale, dove abbiamo una Venezia industriale, e qui non posso non citare velocissimamente il manifesto di Marinetti contro Venezia passatista del 27 aprile 1910, poi lanciato l'8 luglio dal... Noi vogliamo preparare la nascita di una Venezia industriale. Affrettiamoci a colmare i piccoli canali puzzolenti con le macerie dei vecchi palazzi crollanti e lebbrosi. Innalziamo al cielo l'imponente geometria dei ponti metallici e degli opifici cromati di fumo per abolire le curve cascanti delle vecchie architetture. Questo diceva Marinetti nel 1910, questa è la proposta che fa Ludovico e che in questo caso sembra prendere quasi in eredità queste parole di Marinetti e proporle visivamente. Torre di Babele, Venezia, la salute e non solo, diventano anche delle torri, delle piattaforme per recuperare il petrolio. Progetto Bovolo Texas, la scala del Bovolo diventa una trivella che butta fuori il petrolio. Ieri, estrazioni in Adriatico, Zaia boccia le trivelle al largo del delta del Po, rischio subsidenza. Allora, è interessante vedere come questa idea di trivellazione nell'Adriatico, comunque vicino a Venezia, proposta in modo provocatorio da Ludovico, ritrova una corrispondenza puntuale in questi giorni, perché si sta dibattendo proprio sulla possibilità di utilizzare queste piattaforme e quindi per portare questa cosa. Una delle serie... Questo è dell'86, questa è di ieri, proprio presa così. Una delle serie che a me io ho sempre amato, mi sono sempre piaciute, perché ci trovavo qui uno spirito proprio progettuale di provocazione contro quella progettualità un po' alla Christo, dove poi venivano realizzati, però Ludovico provoca qui. Questa è Venice Export, come citavi tu prima, Ponte di Rialto portato nel Grand Canyon con un piano di fattibilità. Il Ponte di Rialto portato invece sopra questo fiume che scorre tra l'Argentina e il Brasile, e quindi portare via pezzi di Venezia per ricollocarli altrove e vedere che effetto che fa. Ed è una situazione di riambientazione incredibile. Proprio su questa idea di progettualità, Surfer, il progetto di creare Piazza San Marco un'onda per poi spingere i surfisti ad andare, ecco che l'abbiamo visto agosto 2022 in Canal Grande, questi surfisti con questa immagine col Ponte di Rialto eccetera, che è, come si può dire, un quadro di Ludovico perfetto, e qui abbiamo questa sorta di 1976, tramutiamo Venezia in una possibilità per andare in surf eccetera, perfetto, è stato fatto, non è... Le grandi navi, questa è la François Pinault Collection, François Pinault Venice, cioè quindi Punta della Dogana, che ha questa forma di prua di navi su una grandissima nave, siamo nel 2007 e qui siamo comunque sempre ai giorni d'oggi, quindi legate all'idea delle grandi navi che ritornano. Anche questo potrebbe essere perfettamente un quadro di Ludovico. Questo speriamo di non vederlo, ma chissà, potrebbe anche accadere, visto come stanno andando le cose, quindi Polaris Venice. Questo è anche un po' il rapporto con la famiglia De Luigi, che ogni tanto emerge e poi dopo ritorna soltanto. Un sottomarino che emerge, ma questo è un sottomarino un po' inquietante, i sommersi che emergono, no? E qui abbiamo invece proprio una visione apocalittica. 2019, la grande acqua alta di Venezia, dove anche questa situazione con questo vaporetto sbattuto sulla riva eccetera ci ha riportato a una visione come questa, un disastro climatico se vogliamo. Siamo lontani da questo? Non lo so, speriamo di sì, però fa parte della poetica di Ludovico passare dal passato al presente, ma anche parlare del futuro.
Ludovico è stato anche scultore, tra le opere scultoree sicuramente il cavallo di San Marco che inizia a fare negli anni '80, un cavallo che poi ha replicato in tantissime forme con il vetro. Ricordiamo anche la performance del 1990 del cavallo di cioccolato che è stato poi divorato, quindi anche con conazione, perché lui già dai primi anni 70 inizia a fare anche azioni performative e nel 78 la più importante che ha dato il via poi è stata sicuramente ad altre più impegnative, è stata quella fatta nel teatrino di Palazzo Grassi, proprio dedicata a Colleoni Surf. Il cavallo di Ludovico si trova nelle piazze di moltissime città, è riconosciuto come uno dei monumenti più belli, anche questo è riferito alla quadriga di San Marco, ma in un testo bellissimo di Ludovico sottolinea come queste nervature che caratterizzano il cavallo, lui ha avuto quest'idea camminando in riva al mare, in spiaggia, e vedendo il respiro del mare, così l'ha definito, quando il mare un po' si ritira e lascia sulla sabbia tutti questi segni. Quindi anche in questo cavallo, che pure possiamo collegare a Venezia, chiaramente come immagine però va a rivisitare, è Venezia, è un aspetto di Venezia, in questo caso sempre Venezia legata al mare. Arriviamo invece a un aspetto, dopo chiudo, mi affretto verso, no, non voglio portarvi a tempo. Il cavallo è stato anche protagonista e volevo... Scusa se ti interrompo perché continua a dirmi bravissimo, bravissimo, perché quindi... Cosa? Ah! Allora, arriviamo invece sempre a un rapporto con la città. Il rapporto con la città è stato sempre un rapporto di odio-amore, un amore sviscerato da parte di Ludovico, alcune diciamo chiusure da parte della città, perché se noi guardiamo la galleria Ravagnana eccetera, ma forse Ludovico è più conosciuto all'estero che qui a Venezia e quindi non vediamo l'ora anche di poterlo affermare, riconfermare più che altro per tutta la sua ricerca e tutta la sua validità. Un esempio eclatante, 1987, ci sono due cavalli, uno è questo in gesso che poi doveva essere distrutto in riva degli Schiavoni, uno invece davanti alla galleria Ravagnan in bronzo di dimensioni comunque monumentali. Viene chiamata per questa performance Cicciolina, all'epoca onorevole Cicciolina, che viene chiamata per creare una performance. Lei doveva cavalcare questo cavallo, dare il via a un'apertura di una manifestazione, dopo il cavallo doveva essere distrutto. L'arrivo di Cicciolina crea chiaramente una grandissima attesa, un grandissimo scompiglio. C'è un ricordo bellissimo di Ludovico che dice: io mi ero messo una giacca gialla così poteva riconoscermi, evidentemente non si erano forse ancora mai visti, ma quindi questo era un segnale di richiamo. E lei arriva dalla Fondazione Giorgio Cini e Ludovico appena la vede dice: arriva vestita solo con un velo che poi perde e sembrava la Venere di Botticelli, no? Allora mi viene in mente perché Sgarbi qualche giorno fa rispetto alle influencer davanti ha detto erano più belle le influencer della Venere di Botticelli. Ludovico invece no, paragona subito Cicciolina e dice è una nuova Venere di Botticelli. La performance ha grandissimo successo, dopodiché Cicciolina decide anche di andare a vedere il cavallo in piazza San Marco, si ripete la performance, tutto ciò comporta, perché qui non c'era stata un'autorizzazione a questo tipo di intervento, un processo per atti osceni. Un processo per atti osceni che tra l'altro poi finirà nel 1989 con la condanna di Ludovico, che però poi viene attraverso un'amnistia viene diciamo così liberato da questo, e invece Cicciolina all'epoca era deputato e quindi ha l'immunità parlamentare e non viene toccata da questo. Allora tutto questo oggi farebbe quasi sorridere da un certo punto, o non lo so perché un po' le cose stanno cambiando, ma all'epoca voglio sottolineare questo: Ludovico va sotto processo per questa azione, che comunque era un'azione artistica discutibile certamente, ma rientriamo sempre in una dimensione artistica. 2 anni dopo Jeff Koons alla Biennale realizza una serie che è Made in Heaven, che presenta alla Biennale del 1990, successo incredibile, internazionale. Jeff Koons che all'epoca nel 91 si sposa con Cicciolina e poi Ilona Stalder, chiamiamola col suo vero nome, e nel 92 già divorzia, fa questa serie di opere Made in Heaven che sono fotografia, pittura eccetera,
e a differenza di Ludovico non viene messo in carcere, anzi queste opere, ho guardato proprio giusto l'altro giorno, vengono vendute a centinaia di migliaia di euro. Quindi voi capite che, come si può dire, dipende un po' dal momento forse, o anche da chi poi sa comprendere queste cose. Qui non hanno avuto dubbi, hanno subito considerato questi lavori discutibili ma come opere d'arte. Qui l'idea dell'intervento artistica non è stata neanche presa in considerazione, è stato solo preso in considerazione un'azione che è stata considerata oltraggio al pudore. Quindi vedete, 2 pesi, 2 misure. Ricordiamo che Ludovico, tra l'altro, dagli anni '80 in poi utilizza anche non soltanto la pittura, ma anche mezzi elettronici, il famoso pennello elettronico, computer, quindi anche da un punto di vista, però possiamo dirlo, Ludovico è e sarà sempre un pittore. Qualsiasi mezzo lui utilizzerà, lui pensa, ragiona come un pittore. Per chiudere vorrei citare proprio le sue parole, che dice riguardo alla sua ricerca artistica e la sua volontà di parlare oggi con il linguaggio di ieri e parlare ieri con il linguaggio di oggi. Con queste parole io chiudo e non mi resta altro che fare di nuovo gli auguri a Ludovico. Vuole abbracciarti? Sei stato bravissimo. Grazie. Sei bravo di apprezzare qualcosa. Vuoi parlare qua? Diglielo, così sentono tutti. Certo, è stato bravo perché ha apprezzato qualcosa che non sempre lo è stato, e soprattutto ha tracciato un sentiero per poter arrivare alla comprensione di questo Zarathustra. Sei tu questo, E lui Zarathustra. Sì. Sì. Bene, poi dopo, allora, adesso c'è Claudio Ambrosini, grazie, e mettere la chiave. Quello che volevo ricordare è che il 25 ottobre, questa è una premessa a una mostra che si farà grazie, perché tutto questo avviene grazie alla Galleria Bugno, perché insieme a lui io ho spinto perché ci fosse questo riconoscimento il giorno del suo compleanno, e quindi il rapporto con i suoi 90esimi anni, l'importante è che ci sia una mostra, che possiate toccare con gli occhi tutto il lavoro di Lodovico, l'ultimo, ma tanto non è mai ultimo, lavoro di Lodovico. Il 25 novembre, grazie alla Galleria Bugno, che non si sa mai se c'è e se non c'è Massimiliano. Comunque, grazie alla Galleria Bugno. No, io ho finito. Bene, buonasera. Vi chiederete cosa c'entri io con la pittura e cosa c'entri con Ludovico e con la famiglia De Luigi, ma proprio la parola famiglia è venuta fuori più volte e devo dire che io mi sento in qualche maniera parte, anche se da lontano, della famiglia, perché tutto nasce dall'amicizia di mio padre Anton Giulio con il padre di Ludovico, di Gianni, Mario De Luigi, e che erano amici, collaboratori, hanno collaborato in imprese incredibili, tipo la creazione nel 1942 con Carlo Scarpa. Questi 3 giovani hanno creato la Scuola Libera di Arti Plastiche a Venezia e da tantissime altre esperienze, per cui
fin dalla primissima infanzia, eravamo ragazzini, Gianni ha un paio di anni più di me, giocavamo spessissimo assieme nella vecchia casa vicino all'Accademia, vicino appunto anche al conservatorio in qualche maniera, e devo dire che in questi giorni, ripensando a quegli anni in cui Gianni, che era un po' più grande di me anche fisicamente e di anni, mi menava sempre, mi diceva ti arrendi, sì, mi arrendo. E una volta giocando a nascondino a casa tua, ma mi è venuto in mente una cosa abbastanza incredibile, c'era il pianoforte, perché Mario De Luigi era anche pianista, aveva un pianoforte a coda, e le raccomandazioni di mia mamma era attento a non toccare niente, a non rompere niente, per cui una volta che mi ero nascosto sotto il pianoforte, di nascosto ho sollevato il coperchio e ho messo per la prima volta in vita mia il dito su un tasto del pianoforte. È stata una specie di rivelazione incredibile. Ah, ecco, benissimo. E ci sono state 2 episodi di collaborazione, diciamo. Il primo è stato questo. Nel 70 io avevo scritto una opera pop rock. In realtà per qualche mese ce n'è un'altra che è un Orfeo, che è stata scritta nel 1970. La mia è stata data al Teatro di Ca' Foscari, dove io ero studente di lingua inglese ed ero innamoratissimo della poesia di Eliot, e ho pensato di mettere in scena il famoso testo The Wasteland, la terra guasta, inaridita, persa. E usavo, come vedete da questo manifesto, all'interno dello spettacolo, sfruttando il fondografo che qualche giorno fa Zannier ha citato, era un proiettore con una lampadina, mi ricordo, grande così, che serviva a creare dei fondi nello spettacolo. Ho usato proprio questo quadro e c'erano dei cantanti, degli strumentisti, dei musicisti. La cosa ha avuto molto successo, il quadro l'avete visto prima ma lo ripresentiamo adesso velocemente, e ne fu fatto un long plane, tra l'altro prestigioso perché la casa era la CBS americana e all'interno c'erano i testi sul lato sinistro, c'era il titolo, gli interpreti, una presentazione sul lato destro, ma quello che proprio rivedendolo in questi giorni mi sono accorto, gli altri artisti della casa, adesso non so se vedete, ma c'era Bob Dylan, Simon Garfunkel, Barbara Streisand, e quindi era stato un inizio abbastanza incredibile. Il disco aveva venduto anche in Inghilterra e in America, e si trattava di cominciare una tournée, e mi dissero adesso dovete partire per un 6 mesi di tournée, e io bellamente gli dissi no, ma io voglio fare la musica contemporanea, e quindi l'episodio si concluse. Passa qualche anno e nel 1976 Ludovico fa una grande mostra a Roma, a Palazzo Braschi, una mostra che occupava diverse sale, e mi invitò, mi disse perché non fai una musica? E per questa musica io ho pensato che fosse assurdo fare qualche cosa usando gli strumenti, ma volevo, ritornando a questa prima esperienza che aveva Venezia come protagonista, la terra desolata di Eliot, era Venezia. Le canzoni dell'opera erano delle canzoni che si preoccupavano dell'inquinamento, dell'inaridimento, di tutte le questioni che oggi sono assolutamente dibattute. E quindi in questa occasione della mostra di Ludovico a Roma ho pensato di usare uno strumento particolare, e partendo dal fatto che si chiama strumento un oggetto che entra in vibrazione, e queste vibrazioni vengono percepite come un fatto sonoro. Allora ho pensato di registrare per 24 ore le vibrazioni di un palazzo veneziano sottoposto al moto ondoso
appunto il 76, immaginate cosa poteva essere all'epoca in rapporto ad adesso, però già avevamo la coscienza e la preoccupazione di questa cosa. Il palazzo che avevo scelto era quello per antonomasia, era il palazzo del comune di Venezia. E approfittando di tutta una di quelle casualità che la vita presenta, il grande designer Gaetano Pesce, che penso molti di voi ricorderanno, aveva casualmente uno studio che era di fronte al palazzo del comune, per cui qualunque barca a motore che attraversasse il canale col moto simmetrico delle onde arrivava alle due pareti in maniera con la stessa forza. Il problema, e qua spero di farvi sorridere e non farvi perdere quel po' di stima che potete avere del mio lavoro, era che bisognava fare delle registrazioni subacquee e naturalmente all'epoca non esistevano i microfoni subacquei. Il microfono che mi avevano prestato era questo Sennheiser sensibilissimo, bellissimo, che era più o meno lungo così. E mi chiedevo, era imprestato tra l'altro, come faccio a registrare le vibrazioni sotto l'acqua? Allora pensa, ripensa, mi viene in mente di usare dei preservativi. E allora qua c'era la buffissima epopea di Ambrosini, giovane, che va nelle farmacie e dice ho bisogno dei preservativi, però so che ce ne sono diverse marche, ma qual è il più lungo? E diceva no, ma guardi, non lo so, no, perché io gli dicevo qua devo proteggermi, e poi gli dicevo ma sono garantiti questi? No, perché se si rompe sono rovinato. E il farmacista diceva no, capisco, però guardi, questi sono quelli che ci sono, e ne comprai 2 o 3 scatole diverse, feci le registrazioni e ne nacque quest'opera che dura 24 ore, erano 24 cassette di 1 ora, all'epoca, adesso con i computer andrebbe in rotazione, che la povera segretaria della mostra, io andrai giù a Roma, ed era un sottofondo, se volete assolutamente non interessante, perché un motore subacqueo fa brrr, così. Il bello è che chi conosce Venezia si sente che alle 10, alle 11 di mattina è pieno di movimento, poi un po' meno all'una, a mezzogiorno, eccetera, poi il pomeriggio di nuovo, e poi è bellissimo perché di notte sapete che diminuiscono i vaporetti, c'è un momento in cui di notte non succede niente per 59 minuti fino a che passa il vaporetto, perché è 1 all'ora. E quindi si sente passare questo motore nel silenzio della profondità del canale, e queste cassette andavano cambiate in continuazione, per cui chi fosse stato nella mostra in diversi giorni avrebbe sentito delle ore diverse della giornata. E arrivo alla conclusione facendovi vedere la mia sorpresa quando io dal parrucchiere, sfogliando una rivista che si chiamava ABC, che era una rivista scandalistica, era un po' la versione nostrana di Playboy, perché Playboy non aveva soltanto i nudi, aveva dei racconti, aveva dei servizi fotografici, aveva anche delle cose di carattere politico, e ho aperto il giornale e ho trovato il terrore dei farmacisti, un giovane artista scandalizza Venezia, e c'è tutto il resoconto. Questa in particolare sono delle fotografie di un lavoro che ho fatto dopo alla Bevilacqua, alla Masa, non è direttamente connesso, ma erano le foto che avevo, in cui era l'epoca della performance, però siamo lì, siamo lì nel 76, questo è del 75, avevo immaginato la stanza di Chopin e George Sand a Maiorca, e io impersonavo Chopin, e una carissima amica e attrice e artista faceva George Sand, e quindi questa è stata la conclusione di quella forma di sperimentazione e di collaborazione con Ludovico. Io approfitto per fare anche a lui gli auguri, e come incipit per tutta una nuova serie di opere gli do questo piccolo spunto.
quadro di prima a rovescio. Mi dispiace che non si sente? No? Sì? Vado? Mi dispiace che non si vede i quadri che c'erano nella mostra, che era probabilmente legata perfettamente a quello che hai fatto Era tu. molto grande, molto grande perché sì, aveva era dei molte quadri. sale, era bellissima. Adesso personale. vediamo se Lodovico se lo ricorda. Nonno, ti ricordi la mostra? Ma certo che mi ricordo. E i quadri? È indimenticabile, La mostra, sì. soprattutto i preservativi. I preservativi erano una cosa che mi pare che... No, ma lui ha fatto un quadro con i preservativi. Ah Ivan. sì? Ecco, Non vedi, lo non lo sapevi? sapevo. No, non lo sapevo. Aveva vestito una colonna con preservativi. Ah, ecco, benissimo. Sì, peccato che non c'era Giorgio Baffo dell'Isola di Papua e naturalmente celebrato dalla compagnia di Paolo Giacobè, che di questi preservativi ne fece poi delle cose volatili, perché li aveva riempiti di un gas, quello che si fanno i palloncini al giorno della salute. Ecco. Comunque, ragazzi, che bello essere qui con voi. Ma ti sono piaciuti gli interventi? Tutti, fuorché quello di tuo fratello? Quello di mio fratello è sempre un intervento che mi prende totalmente emozionalmente. Ecco. E penso che abbia fatto un bel intervento, Gianni, dai. Ecco. Io ringrazio tutti quanti voi altri che voi avete dedicato il vostro tempo a celebrare questo vecchio pittore pazzo e veneziano. E venezianamente vi saluto. Bene. Allora, spero che andando via vi ricordiate di quanto ha lavorato, ma soprattutto di questo nuovo movimento che dovrebbe esserci per tutti quelli che guardano il telefonino, del svedutismo, perché è un titolo questo del movimento svedutista che avrebbe molto senso, forse è un'anticipazione di Lodovico come una delle sue solite visioni future. Evviva lo svedutismo! Bene, abbiamo finito, volete stare qua, volete intervenire? Vedi se c'è qualche domanda, Deve andare probabilmente. qualche domanda. Avete qualche domanda?